Prepariamoci e armiamoci di pazienza, anche se a quella inizialmente richiesta di 3 mesi sono stati tolti 20 giorni e quindi 70 saranno le giornate lavorative per mettere a nuovo il ponte Santa Caterina a Ponte nelle Alpi, grazie a ANAS che, come riferisce il prefetto di Belluno Francesco Esposito, si è impegnata a ridurre la durata dell'intervento. Dal 26 agosto il ponte di Santa Caterina sarà interessato da lavori che sono inderogabili perché c'è la sicurezza che è una priorità. In prefettura, al tavolo di coordinamento con enti e istituzioni interessate, è stato elaborato un piano che contiene indicazioni utili a orientare gli automobilisti per un uso razionale dei percorsi alternativi. Ognuno prende la propria macchina per andare al lavoro, a fare la spesa, accompagnare i figli a scuola. Dobbiamo un po' cambiare le abitudini. Sinistra Piave con la provinciale numero 1, statale 50 del Grappa e Passorolle e troncone dell'A27 da Cadola a Pian di Vedoia sono le uniche opportunità per bypassare l'attraversamento del ponte Santa Caterina. Certo, i percorsi aumenteranno il chilometraggio per raggiungere la propria destinazione, per questo ad esempio Ponte nelle Alpi manterrà un unico attraversamento pedonale in Viale Dolomiti, mentre a Belluno saranno istituiti nuovi passaggi pedonali nelle zone più pericolose e saranno assunte misure straordinarie per limitare il transito attraverso il passaggio a livello di via San Gervasio. Ma ieri al tavolo provinciale dei trasporti si è parlato anche del futuro della viabilità fra Belluno e Ponte nelle Alpi, fra la proposta di metropolitana di superficie e la realizzazione della Cadola Massa, di cui dal 2012 si attende ancora lo studio di fattibilità. Questo è il momento di battere i pugni sul tavolo e di pretendere dalla Regione Veneto che si occupino non solamente di turismo, che è importante, di Cortina 2021, di Cortina 2026, ma anche della quotidianità della Val Belluna, Alpago, Ponte nelle Alpi, Longarone, Belluno e Sedico.